Eccoci qui, buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e al consueto appuntamento del venerdì sera alle 21:30. Siamo appunto qui in diretta con le Sibille e per darvi appunto la possibilità di avere una risposta gratuita. Vediamo un po' se ci sono degli amici collegati. Sì, c'è Fabiana. Buonasera Fabiana. Il Marietto, mi vedi? Perché dice che non mi vede. Io ci sono. Allora, benissimo cari amici, allora prima di cominciare, eccolo qua il Marietto, prima di cominciare faccio velocemente la solita introduzione, anche, vediamo se ho gli appunti da qualche parte, vabbè non importa, andrò a memoria, la solita introduzione per le persone soprattutto nuove del canale, dunque così per spiegare un po' come ci si muove e cosa è necessario fare. Abbiamo appunto, come ripeto, lo spazio per una risposta gratuita. Chiaramente invito sempre a lasciare spazio alle persone nuove, dunque incoraggio le persone nuove a porre le domande. Il modo e la modalità per porre la domanda credo che ormai sia conosciutissima, almeno per questi canali, ma lo ripeto, è necessario indicare il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda precisa che non preveda doppie opzioni o variabili, cioè non fatemi 3 domande, fatemene una posta bene e che abbia un esito, perché nella domanda c'è la chiave di interpretazione e di lettura per la stesa. Dunque, più è chiara la domanda, più è chiara la risposta. Se chiedete di controllare su un'altra persona, vi chiedo gentilmente di mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Benissimo, detto questo, vi ricordo anche di scrivere la domanda una volta sola, di concentrare tutto in un unico commento e non disperdere nei commenti successivi. E nulla, diciamo che per quanto riguarda la panoramica di quello che sono le cose da dire riguardo appunto la stesa, l'ho fatta. Mentre ancora aspetto appunto qualche altra domanda, vi ricordo le novità, a parte che questa sera il Marietto e io abbiamo le pulizie per le persone che si sono affidate a noi per il riequilibrio energetico. Dunque quando ci saluteremo io avrò doppio lavoro, nel senso che mi attendono le pulizie e la ritualistica, dunque per me sarà una notte brava questa. Allora, non dormirò, ma è anche una cosa che attendo anch'io sempre molto volentieri al momento della ritualistica, perché veramente ci metto tutto il cuore. Va bene, detto questo, direi di cominciare. Ultimissima cosa, poi vi prometto che non chiacchiero più, tranne che per darvi le risposte. È in uscita il nostro nuovo ebook. Questo ebook sarà a disposizione solo sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Vi mostro la copertina dell'ebook. È un ebook speciale perché racchiude la sapienza dell'esoterismo occidentale, della scuola ermetica, dunque dell'ermetismo e della cabala ermetica. In alcuni casi ci saranno sicuramente delle simbologie più note, in altri meno conosciute. L'ermetismo comunque è una tradizione antichissima che ha origine veramente molto indietro nel tempo, con i circoli iniziatici che a loro volta affondano radici nell'Egitto. Dunque abbiamo sicuramente dei circuiti molto interessanti. Ripeto che sarà a disposizione solo sul sito ilcapitano.altervista.org. Questo è il sito, dunque se capitate qui siete nel posto giusto. C'è appunto
come si dice, il canale per lo shop dove trovate i nostri articoli. Bene, detto questo, vi ricordo che l'ebook, oltre appunto a lavorare da un punto di vista ermetico sulla personalità e dunque applicando sia le forze della radionica sia le forze della simbologia e della magia, andremo a lavorare appunto su di noi, il riequilibrio della persona, degli elementi e aprire molte porte interiori verso un perfezionamento, un percorso anche magico, diciamo così, una forma di iniziazione, ma anche della propiziazione è insita appunto racchiusa in questi circuiti. Per ogni circuito ci sono dettagliate spiegazioni che stiamo stendendo, infatti siamo in fase di ultimazione di questo lavoro e sappiate che i circuiti vengono assolutamente personalizzati uno ad uno, dunque ognuno di voi che acquisterà l'ebook avrà proprio una coppia esclusiva su cui avremo lavorato singolarmente, dunque non esisterà un ebook uguale all'altro, i circuiti chiaramente sono quelli, ma vengono elaborati con le vibrazioni personali della persona e attivati dunque per la persona. Inoltre, questa è un'aggiunta che facciamo a tutti gli acquirenti di questo ebook, sarà compreso nell'ebook un circuito che viene rilasciato appositamente con la stringa personale nascosta ovviamente all'interno del circuito e questa comunque viene applicata a tutti i circuiti proprio per permettere l'attivazione anche senza dover stampare il circuito, senza dover mettere i testimoni. I circuiti dal momento in cui vengono elaborati digitalmente ed immessi tramite appunto le connessioni di rete sono già attivi, ma ovviamente se avrete il piacere di stampare poi i circuiti e in alcuni casi dove vi darò delle istruzioni particolari, scrivere dentro il circuito delle cose speciali per ottenere in alcuni casi la protezione, in altri l'abbondanza, eccetera. Dunque diciamo che ci sono poi delle cose, delle specifiche, allora verranno poi stampati e verrà fatto secondo istruzioni. Diversamente loro lavorano. E come vi dicevo, questo circuito in più che è completamente personale, che viene dunque inserito in ogni singolo ebook proprio appositamente per la persona, vi è un rafforzamento non solo dei circuiti dell'ebook, ma anche la creazione di una rete che mette in comunicazione tutti gli ebook delle persone che lo hanno acquistato e rafforzando dunque non soltanto l'ebook ma anche tutto. Dunque è un sistema interconnesso per amplificare appunto il lavoro. Sappiate che il percorso è sì personale, ma se a crescere sono tante persone, anche la crescita è esponenziale. Dunque diciamo che è un concetto piuttosto importante che noi non escludiamo dal nostro lavoro. Bene, mi sembra di aver detto tutto, ma ho la sensazione di aver tralasciato qualcosa. Non importa, chiedo perdono. Eventualmente sappiate che comunque il costo di questo ebook è 50 euro e li vale veramente tutti, anche perché viene lavorato completamente in modo individuale, circuito per circuito, dunque è un lavoro veramente personale. Bene, che dirvi, cari miei? Cominciamo? Immagino che non aspettate altro. Dunque, partiamo subito con le domande e ad ogni modo se volete acquistare o prenotare la vostra copia potrete farlo tranquillamente tramite il nostro sito. Bene, allora salutiamo Fabiana, Maria, Eli, Laura Ludo, Gavri, Chiara, Pupa, Ermanno, Loredana, questa è un'altra Chiara, Assunta, Cira, Validia, ok, Maria Grazia, Antonella, mi sono dovuta avvicinare perché temevo di non vedere bene.
Manu, Manuela, Demitra, Giuseppe, Giusi, in Wonderland che si chiama Marta, Cristina, bene, benissimo. Bene, bentrovati, chiaramente vi ricordo anche che scrivete contemporaneamente da 3 canali e che dunque io seguirò l'ordine della piattaforma e non pensate che qualcuno vi abbia sorpassato, io seguo l'ordine cronologico che trovo qui sul mio schermo. Intanto saluto anche Eva e Milena che si sono aggiunte in questo momento. Buonasera anche a voi. Benissimo, possiamo cominciare. Cominciamo da Pupa. Giuseppina, 22 febbraio 87, come andrà il mio amore con Roberto? 31 ottobre 2020, cioè deve ancora nascere il tuo amore, sicuramente avrai voluto scrivere 2000. Ho avuto un momento, Giusto Giuseppina, era 31 ottobre 2000, giusto? Allora, dunque, vediamo Giuseppina e Roberto. Beh, al momento direi proprio che il taglio è più che positivo, abbiamo una bella carta che è l'Imeneo, adesso giriamo le altre, la lettera, dunque ci sono anche delle comunicazioni appaganti. Beh, allora, non è andata via la connessione, stavo solo pensando a come raccontarti le carte, Giuseppina. Allora, diciamo che non è proprio una stesa esaltante. Mi sembra che comunque già il passato non sia stato tutto rose e fiori o comunque ci sono stati dei momenti di incomprensione, delle freddezze, soprattutto da parte di lui. Abbiamo poi delle, vedi, come se ci fossero delle cose che lui ha usato a suo vantaggio, comunque che ti hanno procurato pianto o momenti di dispiacere. Mm, comunque c'è anche, vedi, o questa è una donna del passato, potrebbe essere il motivo per cui vedo piangere, oppure potrebbe anche essere invece che nonostante queste difficoltà di partenza, dei momenti di freddezza altalenati da altri invece di partecipazione, comunque potrebbe indicare che lui ha un sentimento nei tuoi confronti. Ma vediamo il presente, omaggiori preziosi, denaro, allegria e falsità. Allora, attualmente si direbbe un momento comunque piuttosto positivo, concreto, dove ci sono delle occasioni che comunque rafforzano la vostra intesa, però vedi, con allegrezza al cuore e falsità, sai, c'è un po' la tendenza ai flirt. Non è proprio, non è ancora il ladro, che è una carta dove proprio qualcosa scatta e cambia, cioè qualcosa veramente accade. Qui è più come dire, un annusare l'aria, un po', cioè non è necessariamente concentrato solo su di te, o comunque c'è un qualcosa che gli piace magari stare al centro dell'attenzione. Abbiamo nel prossimo periodo però l'arrivo di difficoltà, perché
Qui vedo dei rimpianti e confusione legati a qualcosa, a una situazione vecchia o una persona più grande che interferisce nella relazione, e vedo che c'è un allontanamento. Attenzione, non sarà duraturo comunque, però sai, non è completamente stabile la situazione, ci saranno ancora dei momenti che possiamo chiamare a gambero, fare un po' avanti e un po' indietro. Dunque, attenzione, te lo dico Giuseppina perché sai, ti prepari e non resti magari delusa, ecco, lui potrebbe andare un po' più piano di te in tutta questa situazione. E vedi che c'è anche allora costanza, disgrazia, casa, leggerezza, ma vediamo se mi hai scritto qualcosa legato alla data. No, non hai scritto nulla. Allora, io devo prendere per buono. Non riesco a capire comunque le date che hai messo. Ad ogni modo, costanza, disgrazia, dunque non c'è tanta costanza e c'è superficialità. Boh, poi vedremo. Bene, andiamo avanti, andiamo alla prossima domanda. La domanda di Loredana. 16 giugno 73, volevo sapere se Sebastiano torna indietro da me. 25 settembre 63. Allora, io comunque vi ricordo che una volta che avete ottenuto la risposta, bene, allora saluto il Marietto che comincia le sue pulizie e noi ci sentiremo domani perché dopo anche io avrò un sacco da fare. Dunque, buon lavoro e buonanotte. Allora, dunque, stavo dicendo, io vi do la risposta, lasciamo poi comunque spazio a quelli nuovi poi. Allora, ehm, vediamo, 16 giugno 73, vediamo se Sebastiano 25 settembre 63 torna da Loredana. Grazie Sibille. Beh, c'è confusione. Allora, dottore, militare, disgrazia, amica, amante. Allora, senti, dalla stesa si direbbe, e considera che io non conosco la vostra situazione, dunque metto le mani avanti, potrei sbagliare, chiedo eventualmente, mi dispiace se dico qualcosa che poi non corrisponde alla realtà, ma io mi baso su quello che vedo e semplicemente le vibrazioni delle vostre date del vostro nome. Vi ricordo che la vibrazione completa è fatta dal nome e cognome e dà anche qualche indicazione in più, ma io non ve la chiedo in diretta perché manca completamente di privacy. Dunque, se volete poi chiaramente nei consulti molto più approfonditi, non esitate a chiamarmi privatamente, il numero che vedete in sovraimpressione, il consulto dura 45-50 minuti da un costo di 20 euro, dunque in quell'arco di tempo vi assicuro che ne vediamo di cose. Allora, torniamo a questa stesa, alla stesa di Loredana e Sebastiano. Allora, a me sembra che lui ti nascondesse una relazione con una tua conoscente o qualcuno che conosceva lui. Dunque c'è stata un'interruzione piuttosto brusca, improvvisa, per questa ragione, suppongo. Comunque ci sono ancora tutti i segni di una rottura
piuttosto recente. Io però ho proprio la sensazione, vedi, che lui al momento sia distante per una ragazza più giovane, cioè più giovane di lui sicuramente, ma vorrei dire forse pure più giovane di te, magari di pochissimo, però dunque lo vedo distante, lo vedo proprio non intenzionato a tornare in questo momento. Però è una cosa frivola, non c'è costrutto. Dunque rimpiangerà, ti rimpiangerà più avanti. Solo che vedi che poi c'è la carta del gatto, dunque o si approfitterà di un momento, oppure comunque si avvicinerà con una scusa di nuovo. Perché ti dico che si avvicinerà di nuovo con una scusa? Perché anche se qua non lo vedo e nel prossimo periodo non c'è, però guarda che riprenderà a scriverti, puoi cominciare ad aspettare, come dire, ti vedo aspettare effettivamente arrivare dei messaggi, delle chiamate da parte di lui. Vedi, ancora non c'è magari un vero e proprio ritorno, però si farà comunque avanti. Allora, Chiara, buonasera Ide, puoi controllarmi se Andrea è finita lì. Allora, vediamo se Chiara ha scritto ancora. Eccola qua. Andrea. Ok, vediamo, rispondiamo a Chiara, 9 settembre 75, vediamo se Andrea, che è del gennaio 74, vi ricordo che io ho bisogno dei dati più precisi possibili, se mi date le date è meglio. Puoi controllare se si farà sentire, vediamo Chiara, se Andrea si farà sentire. Mm. Lo stai aspettando tantissimo tu. Ma guarda, non ci vorrà neanche tanto che si faccia sentire, ma da qua nel presente. Allora, fedeltà, vecchia signora, speranza, deliranti, leggerezza. Allora, qui c'è roba già nel passato, nel senso che vedo del movimento già indietro nel tempo, perché la vecchia signora, ecco, a meno che non voglia dire che lui è leale a una donna di una certa età, magari la madre, però oserei dire che c'era già un qualcosa che risale al passato, anche perché fedeltà parla di un legame, di un successo di qualche tipo e noi stiamo, suppongo, guardando la sfera affettiva. E però un qualcosa che poi è scivolato, diciamo così, sul facciamo finta che non capisco, capisco, non capisco, leggero, non si è andato a fondo, creando appunto un clima di confusione, non si riusciva a capire le intenzioni dell'altro. Però guarda, l'amante, stanza, allegria, fortuna, guarda che sono carte che dico, a me sembra proprio che lui si farà avanti e come? Anche con un piglio da corteggiamento, vedo un incontro, una cosa piacevole, no? Che anche fortunata, dunque qualcosa magari che nemmeno ti aspettavi potesse succedere, però non la vedo tanto in là, la vedo presto. Pensiero, viaggio, giovane fanciulla, dunque c'è comunque il pensiero, come dire, ehm, anche un cambiamento, dunque probabilmente o c'è il progetto di un viaggio, oppure è in pensiero perché dovrà viaggiare, non so se ha una figlia, che date abbiamo visto qua? Sì, 75-74, dunque potrebbe essere che magari
magari deve andare a trovare qualcuno, una sorella, una figlia, oppure c'è un progetto in atto che lo preoccupa un pochino per il futuro. Però allora ascolta, qui c'è un tris di carte che messe così assieme non è che mi piacciono tantissimo. Non sono gravi, ok? Però parlano di contrattempi forti, forse causati da incomprensioni di matrice verbale, dunque o che qualcuno dirà qualcosa fuori posto, creando malumori importanti, perché la gelosia comunque racchiude, è una carta che racchiude tutti quei sentimenti viscerali, no? Che si fa fatica a controllare perché sono, come dire, come se delle pulsioni che emergono dall'inconscio, qualcosa di forte, non gestibile, di pancia, ecco. Dunque, ehm, qui vedo che poi ci sarà un qualcosa, o il timore di pettegolezzi, o dei pettegolezzi che creeranno disturbo e problemi. Comunque, ehm, la conversazione c'è, però è una persona che non è che si faccia sempre capire benissimo. Ehm, è determinato, però potrebbe essere anche un pelino egoista nel suo modo di muoversi e tirare un po' l'acqua al suo mulino. Dunque, sì, momenti di disponibilità, ma anche la disponibilità deve essere in base a quello che dice lui. Dunque, sai, un po' così. Devi aspettare, insomma, che faccia lui le sue mosse. Allora, andiamo avanti. E cioè devo tornare un passo indietro perché Chiara mi aveva scritto prima e poi si era perso. Allora, Assunta, 10 gennaio 80, avrà un altro figlio. Vediamo, Assunta. Allora, Sibille, ditemi se Assunta avrà un altro figlio. Guarda, faccio un'estrazione di 5 carte, tanto per capire un po' l'andamento del prossimo, del prossimo periodo, anche perché rispondere a queste domande così sensibili, cioè non che le altre non lo siano, però si sopravvive a quelle domande, mentre magari la cosa di avere un figlio può essere molto più delicata. Vedi che infatti ti vedo in apprensione. Hai fatto forse qualche visita recentemente? Ma allora, forse potrebbe anche essere, che però ci vuole, come dire, un po' di costanza, cioè bisogna insistere un po'. Ehm, l'occasione, l'opportunità c'è, bisogna saperla cogliere, perché comunque sono carte che mi lasciano pensare all'arrivo di qualche notizia che effettivamente, però c'è un po', vedi, ci sono queste due carte un po' così, dove da una parte devi saper cogliere l'attimo e il momento giusto, e dall'altra essere determinata, insistere un po'. Allora, andiamo avanti. Gabri, ma Gabri è proprio il tuo nome, Gabri, così? 10 aprile 75, vuole sapere se migliora la sua attività professionale. Allora, vediamo. Gabri, Sibille, ditemi se Gabri, 10 aprile 75, migliorerà l'attività professionale. Grazie. Un periodo difficile, con imprevisti, magari c'è concorrenza sleale. Allora, domestico dispiacere,
pensiero, riunione, costanza. Allora, diciamo che è probabile che qualche preoccupazione te l'abbia data un collaboratore o comunque qualcuno vicino a te che può averti dato una qualche notizia, oppure una notizia che riguarda questa persona, ma secondo me è più la prima, che ti ha portato a dover cercare delle soluzioni. Forse magari un collaboratore ti ha detto che doveva sospendere la sua attività con te di collaborazione, non lo so, perché comunque vedo un dispiacere recente al quale hai dovuto porre rimedio pensando a delle soluzioni, che comunque ci sono state, qualcosa per tamponare la falla o comunque il problema, per arginare il problema, vedo che è arrivato e anche con la riuscita. Però vediamo un po' il presente, abbiamo conversazione militare, gran consolazione, amore. Allora, diciamo che qui è una fase particolare, forse ci sono delle discussioni o dei disaccordi sulla scelta e le cose da fare, oppure tra i tanti consigli dovrai comunque fare di testa tua con determinazione. In ogni caso, a parte una certa lotta, uno sforzo, un impiego di energie, comunque sembra che venga fuori una qualche idea, un qualche progetto, che però non deve restare solo un'idea, cioè non è più il tempo di dilungarsi a sognare, ma piuttosto cogli un'occasione improvvisa che arriverà, ok? E che dunque chiede un'azione, di entrare in azione. Allora, amica, ladro, dottore. Dunque, qui, sai, è un po' così, una situazione che sembra serena, ma che non ti adagiare. Ci sono ancora delle situazioni da sistemare che verranno fuori e di cui magari adesso non hai completamente contezza. Dunque, mentre qualche cosa sembra andare a sistemarsi, emergerà forse un qualcos'altro che chiede appunto di essere aggiustato. Ma attenzione, aggiustato come? O con il consulto di qualcuno che possa consigliarti e suggerirti le cose e dunque sostenerti, indirizzarti, oppure sarà proprio necessario chiedere magari un parere di tipo legale. Comunque va fatto qualcosa per risanare e è possibile che si riceva anche l'aiuto di qualcuno in grado di farlo. Dunque, diciamo che verrà fuori un qualcosa a cui dovrai porre rimedio. Mi raccomando, non sprecare delle opportunità o non essere avventata perché rischi appunto di perdere delle buone occasioni. Però vedo una proposta in arrivo, eh. Allora, abbiamo stanza, casa, denaro, vecchia signora. Dunque, io penso che per questa tua situazione, che cos'è che hai chiesto? Se migliorerà l'attività professionale, ti vedo fare svolgere dei colloqui oppure degli incontri che effettivamente porteranno un po' di sollievo e secondo me riceverai anche il contributo, probabilmente l'aiuto, il contributo potrebbe essere anche un sostegno economico da parte di una persona più grande di te, potrebbe essere una madre, potrebbe essere un qualcuno vicino a te, una zia, qualcuno del genere, oppure proprio semplicemente una persona veramente valida che ha le idee chiare e che magari saprà come sostenerti o come indirizzarti correttamente. Dunque è comunque una carta che lascia presagire anche una certa durata nel tempo o addirittura la possibilità di doverti spostare solo vabbè, per un viaggio, una cosa del genere. Allora, andiamo avanti. Validia, 17 ottobre 63. Un giro in generale. Allora, questa è la domanda che in assoluto odio di più, perché
Le carte possono rispondere su qualsiasi cosa e dunque in generale io non è che già non so niente di te, a malapena il nome e la data. In generale io veramente provo, io cerco di darti soddisfazione in qualche modo, ma sappi che è una domanda che siccome è nella chiave, cioè la chiave di interpretazione è nella domanda, faccio un po' fatica con una domanda così generica. Allora, vediamo, 17 ottobre 63, tra l'altro sei quasi al compleanno, è un auguri in anticipo, non si fanno, ma tu ascoltalo domani, così ascolta il video domani così sarò puntuale. Allora, per favore Sibille ditemi per Validia le cose più urgenti, insomma, qualcosa in generale, cosa possiamo dirle? Grazie, cosa succederà? Mm. Devi darti proprio da fare sul lavoro, perché mi sa che c'è un po' da sgomitare. Allora, nemica, fortuna, superbia, deliranti, morte. Che linea, cari miei. Allora, Validia, sicuramente hai chiuso i ponti con qualcuno nel passato recente, qualcuno che ha creato contestazioni, confusione, ehm, anche competizione, qualcosa che comunque per certi versi poteva anche essere stimolante, ma sai, fino a un certo punto, perché poi ha determinato la fine di un qualcosa, oppure, come ti ho detto, potrebbe anche essere che tu abbia dovuto chiudere una situazione o che una situazione comunque si sia andata a chiudere al di là della tua volontà, procurandoti comunque della confusione, dell'apprensione. Al presente lettera, prigione, vecchia signora, messaggero, dunque o qua si tratta di qualche notizia legata a una persona anziana chiusa in qualche ospizio, in qualche ospedale, oppure potrebbe trattarsi di un momento dove le situazioni più vecchie della tua vita, cioè quelle che comunque hanno una durata di lungo corso, in questo momento sono bloccate. Dunque magari anche certe comunicazioni, certe notizie che stai aspettando potrebbero non giungere tanto facilmente, o che per un po' non hai più ricevuto notizie, era tutto fermo, tutto bloccato, riguardo o appunto una madre, una signora anziana, oppure riguardo proprio qualcosa che fa già parte della tua vita e che dunque è qualcosa di "vecchio", tra virgolette, cioè che ha una storia. Sospiri, gran consolazione, ammalato. Vedo che ci sono delle preoccupazioni di natura economica, probabilmente qualcosa che doveva, cominciare o queste famose risposte o notizie che dovevi avere si fanno aspettare, questo ti procura comunque una frustrazione, un abbattimento, anche perché l'attesa di magari concretizzare qualche progetto e vedere che non è possibile concretizzarlo nell'immediato, magari ti procura un qualche abbattimento. Diciamo che andiamo avanti. È chiaro che io sto andando veramente a naso, e dunque, spero che abbiano un senso per te, perché io sto cercando di interpretarle al meglio, non avendo un'indicazione, che ne so, amore, lavoro, il matrimonio, quello che è. Cioè, è chiaro che così faccio un po' fatica, perché essendo in generale, appunto, e siccome ogni lama può voler dire qualcosa nei vari ambiti,
cerco di, in base a quello che sento arrivarmi, di darti una risposta più veritiera o verosimile possibile. Abbiamo l'Imeneo, dispiacere, dunque anche i rapporti, anche certi accordi, forse il matrimonio, non è proprio in un momento dei migliori nel prossimo periodo e dunque abbiamo una situazione che sembra un po' bloccata, che crea delle tensioni e delle preoccupazioni nel prossimo periodo e che probabilmente queste preoccupazioni vanno a ricadere anche sul rapporto. Però poi c'è la carta della speranza, dunque si aprirà poi più avanti uno spiraglio, un qualcosa che vi permetterà di migliorare un pochino la situazione. È chiaro che potrebbe essere anche non vicino casa la soluzione, voglio dire che potreste o potresti doverti spostare o guardare non proprio intorno a te per vedere un'opzione. Allora, amica, gelosia, vedovo, donna maritata. Allora, insomma, qua c'è, mi sembra un richiamo con la prima linea, dunque c'è un qualcosa con, che hai in sospeso e che comunque ha creato e crea probabilmente ancora dei turbamenti, forse è, è proprio un'amica, una conoscente che o lei è gelosa di te ehm, oppure insomma c'è stato un qualcosa che poi sei andata a chiudere o che andrai a chiudere. Dunque non è proprio un esito, come dico io, scoppiettante, no? È un po' incerto. Sembra che un rapporto, una discussione con una persona porti a chiudere un po' i rapporti con questa persona e forse per salvaguardare la tua famiglia o qualcosa a cui tu tieni che dovrai fare una scelta del genere. Com'è difficile fare le stese in generale non sapendo niente. Bisogna veramente canalizzare quello che arriva. Vabbè. Allora, rispondo all'ultima domanda e vi spiego anche perché come già avevo detto all'inizio, ho tanto una nottata di lavoro ad aspettarmi e dunque non vedo l'ora di cominciare, perché prima comincio e prima finirò. Allora, Maria Grazia. Allora, guarda, ti giro 5 carte al volo, voglio poi rispondere ad Antonella che mi chiama per la prima volta, che scrive per la prima volta. Dunque, vediamo se si muove qualcosa con Rodolfo. Dunque, 2 giugno 65, Rodolfo 3 giugno 68. Allora, vediamo in che direzione stanno andando questa cosa che si muove, vediamo un po'. Come va fra Maria Grazia e Rodolfo? Grazie Sibille. Bel vedere, superbia. Ma guarda, a me sembra che effettivamente siano 5 carte positive. Certo, c'è un pochino di nostalgia, magari eh, è possibile che in passato ci fosse molta più intimità, però guarda, devi solo dargli tempo, perché fedeltà, gran signore, speranza, mi sembrano carte che indichino effettivamente che lui ha ancora un sentimento che lo confermerà, certo a modo suo, devi accettare anche il fatto che lui ha il suo carattere e che ama le cose fatte a modo suo, ma questo non toglie il fatto che il suo sentimento sia sincero, sia autentico e che ci metta della buona volontà. Guarda che forse farete una piccola gita fuori porta. Allora, andiamo.
Antonella, 5 agosto 65. Vediamo se ha un futuro con Gianmichele, 26 settembre 68. Allora, Sibille, ditemi. Antonella, 5 agosto 65, Gianmichele, 26 settembre 68. Ditemi come andrà, grazie. Mm. Allora, un gran signore, Gione. Dunque, già abbiamo un clima di un certo tipo, consolante sorpresa, gran consolazione e ammalato. Allora, è un uomo sicuramente in gamba questo Gianmichele, ma fermo, bloccato quantomeno nel passato. E ci sono dei momenti in cui ha dato dei segni, ma degli altri dove effettivamente, sembra che più sia rimasto un po' tutto campato per aria, e questo magari ti ha turbato un po'. Allora, dottore, sospiri, amatrice, viaggio. Allora, è una situazione dove sì, diciamo che, c'è volontà, comunque sostegno, ti dà una mano, comunque una persona di un certo tipo, potrebbe essere potrebbe parlarci di un avvocato o di un qualcuno comunque che, ha una posizione tale per cui può, a o per lavoro o per carattere, dare una mano, cercare di sostenere, dare un aiuto, però vedi che c'è questo sospiri. Dunque mi sembra che ci sia ancora un qualcosa che lui trascina dal passato, ancora non lo vedo proprio completamente, ehm non mi sembra lui completamente sgombro nella sua testa, okay, però le cose cambieranno, cambieranno, ma deve avere un po' di pazienza perché all'inizio qua c'è un clima di leggerezza, non è che ti devi aspettare, che, subito la cosa incalzi in modo, solido o determinato. C'è un qualcosa che comunque si muoverà, cambierà come ti ho detto, però vedi che ancora c'è confusione, leggerezza e anche qualche flirt, cioè o comunque non è che fa capire se questa cosa diventerà più profonda per lui, perché comunque abbiamo il nemico messaggero, dunque non sarà neanche sempre molto chiaro, sebbene un inizio di un qualche tipo c'è, ci sarà, lo vedo qui. Che dirti, Imeneo e amore fa ben pensare, no, a un qualcosa che può costruirsi, anche con qualche preoccupazione, però questa preoccupazione che è rappresentata dalla carta della giovane fanciulla, potrebbe anche non essere una preoccupazione, ma essere veramente una figura di una persona più giovane, magari una figlia, oppure proprio un'altra persona, un'altra donna più giovane che crea delle difficoltà, dei problemi, non per niente gelosia potrebbe essere proprio la gelosia nei confronti di una donna più giovane, oppure che magari a causa di una figlia o di una donna, però sarà più giovane di te perché più giovane della consultante,
che creerà veramente discussioni. Dunque, al momento, è una partenza col freno a mano, non è proprio un'autostrada a 3 corsie dritta e spianata. C'è un qualcosa che lui vedo che si tira dietro ancora dal passato. Va bene, io ringrazio tutti e tutte per essere state e stati con me. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con le Sibille sarà sabato pomeriggio alle 16 per la diretta col Marietto, dunque saremo in 2 a rispondervi, per una mezz'ora ci dedicheremo a voi. E io ora vi saluto perché mi aspettano le pulizie e la ritualistica. Io spero di aver risposto alle persone che hanno posto la domanda in modo per loro utile e per quanto riguarda tutti gli altri vi invito a tornare appunto o sabato pomeriggio alle 16 oppure lunedì sera alle 21:30, sempre qui su questi canali. Grazie per la vostra partecipazione, vi ricordo che comunque sono a disposizione anche per consulti privati, il numero a cui contattarmi è quello che vedete in sovraimpressione. Vi ringrazio ancora e vi auguro un buon proseguimento. A presto.